Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Dietro le quinte del mercato dei trasferimenti, inizia a prendere forma un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, che al momento fatica a imporsi nella squadra di Antonio Conte, ha suscitato l'interesse della Juventus. Secondo quanto riportato da *tuttomercatoweb.com*, il club torinese ha fatto una prima richiesta di informazioni sul giocatore, che potrebbe essere un obiettivo per rinforzare la squadra nella finestra di gennaio. Il tecnico Ciaju Motta ammira molto Raspadori, soprattutto per la sua versatilità. Può giocare come secondo attaccante, centrocampista d'attacco o anche all'ala, come ha già dimostrato ai tempi del Sassuolo. Per la Juventus, Raspadori porterebbe una nuova dinamica all'attacco, offrendo caratteristiche diverse da quelle che la squadra già possiede. Inoltre, il giocatore sarebbe interessato a un trasferimento di questo tipo perché potrebbe trovare più tempo per giocare a Torino e aumentare così le sue possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo per club FIFA del prossimo anno. E ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Giacomo Raspadori dovrebbe lasciare il Napoli in cerca di maggiori opportunità alla Juventus? O ha ancora un ruolo da svolgere nella squadra di Conte? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del nostro attacco.